È sceso dal suo furgoncino, ha attraversato la strada per aiutare un collega che era rimasto a piedi con il camion in avaria, ma mentre stava attraversando nuovamente la carreggiata per risalire sul suo mezzo è stato travolto e ucciso da un autocarro. La vittima è Silvano Cencio, 69enne di Camisano Vicentino, investito da un camion in via Messico nella zona industriale di Padova. L'ennesimo incidente stradale all'alba, in un momento in cui il cuore della logistica è nel pieno delle sue attività. A quell'ora sono numerosi i mezzi pesanti in transito. Il 69enne si era fermato per prestare soccorso al collega, ha attraversato la strada in un punto in cui non ci sono le strisce pedonali, non si è accorto del camion che stava sopraggiungendo e che non è riuscito ad evitare l'impatto. Vani tutti i soccorsi, il 69enne è morto sul colpo, sotto shock l'autista che era alla guida del mezzo, un 34enne che insieme al 48enne autista del camion fermo a bordo strada è stato testimone della tragedia. Sul posto la polizia locale di Padova ha lavorato a lungo per i rilievi insieme anche ai tecnici dello Spisal. La procura nelle prossime ore potrebbe aprire un'inchiesta. Il conducente del camion che ha investito Silvano Cenci uccidendolo rischia di essere indagato per omicidio stradale.